immagini che stiamo proponendo si riferiscono alla manifestazione antifascista avvenuta in Piacenza. Il suo sindacato di polizia, dopo questi eventi, cosa intende promuovere? E quello che abbiamo visto passare sul web e comunque le immagini sono veramente delle immagini delittuose, incresciose, attacchi alle istituzioni, attacchi alle forze dell'ordine. Noi come UGL FSP Polizia di Stato stiamo riproponendo nuovamente a questo governo e al prossimo governo il reato di terrorismo di piazza. Mi spiego. Noi vogliamo che qualsiasi individuo identificato durante le manifestazioni che crea problemi a un pubblico ufficiale, che ferisca in modo lieve o in modo permanente un agente della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine, venga perseguito dalla legge come terrorista, anche perché ogni volta assistiamo a questi episodi che poi vengono dimenticati, e proprio in questi giorni notavo un particolare: non si sente più sentire parlare, va bene, di questo collega che ha riportato delle gravi ferite anche dopo l'identificazione del soggetto che le ha create, ovvero un esponente, figlio di esponente di un partito, del Partito Democratico, che in questo caso riveste anche una importante professione nell'ambito sociale, cioè parliamo del figlio di un avvocato. Queste sono cose che ci fanno rabbrividire, vergognare. Noi intendiamo apportare questa modifica al codice penale perché i colleghi non vengano dimenticati. Le faccio un altro esempio, ditemi se sbaglio: avete visto per caso, sentito per caso che qualche generale dell'Arma dei Carabinieri, il ministro della Difesa, sia andato a trovare questo ragazzo, questo collega all'ospedale? No, io non l'ho visto, anche perché se avessi ascoltato una cosa del genere, quantomeno sulle televisioni, sui web sarebbe sicuramente passato questo sparapose che ultimamente siamo abituati. Quindi siamo contro a queste azioni, ma soprattutto siamo stufi di una politica ambigua che da una parte ci dà una pacca sulla spalla e ci dice bravo, e dall'altra strizza l'occhietto a proprio queste frange di disgraziati che vanno a creare problemi non solo in quella manifestazione, ma in tutte le manifestazioni, perché fare una manifestazione è un atto democratico.